Venerdì 19 settembre, buongiorno, benvenuti a tutti, Focus TG, il nostro appuntamento di pranzo fino alle 13:30, è inutile che lo ripeta, ma lo ripeto ugualmente, la cronaca che arriva da tutto il nostro nord-est, Veneto, Friuli Venezia Giulia, la possibilità insomma di vedere insieme quello che sta accadendo, grazie anche a tutti i nostri collegamenti esterni che avremo durante la trasmissione e che oggi in particolare non saranno tutti concentrati all'inizio ma diluiti nel corso della puntata, di questa puntata di Focus TG, 12 in punto, va detto anche questo perché si parte sempre regolari in diretta per rimanere, come dicevo, insieme fino alle 13:30, un po' radio, un po' televisione, per chi è a casa affaccendato o affaccendata nel magari preparare il pranzo. La cronaca è comunque quella che seguiamo sempre in apertura nella prima parte di Focus TG, e allora andiamo a Padova, andiamo anzi meglio in autostrada, lungo l'autostrada A4 nella zona di Padova Ovest, dove questa mattina c'è stato davvero il caos perché si è ribaltato un camion di mais e quindi i disagi per la viabilità sono stati veramente enormi. Traffico paralizzato da questa mattina sull'autostrada A4 in direzione Milano a causa del ribaltamento di un autotreno carico di mais. L'incidente è avvenuto intorno alle 6:45 all'altezza Limenella-Padova Ovest, al chilometro 354. Il mezzo pesante, finito su un fianco, ha occupato tutte e tre le corsie, riversando parte del carico sulla carreggiata. Fortunatamente l'autista è rimasto illeso. Le operazioni di rimozione del mezzo si sono concluse grazie all'intervento dei vigili del fuoco dalla centrale di Padova. È invece ancora in corso il recupero del mais disperso. Per questo è aperta al traffico solo la carreggiata di emergenza, causando notevoli disagi al traffico. La polizia stradale ha avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente. Adesso andiamo subito fuori dallo studio con il nostro primo collegamento, in particolare con Ilaria Marchiori e Tommaso Migot, perché si parla di borseggiatrici e borseggiatori, tema così delicato e caro a Venezia, caro per modo di dire ovviamente ai veneziani e un po' a tutti noi cittadini che insomma seguiamo questa vicenda, e c'è stato il bilancio della polizia locale su questo argomento. Non mancano le sorprese che però chiediamo di raccontarcele direttamente a Ilaria Marchiori. Buongiorno Ilaria. Buongiorno anche a te Federico, buongiorno ai nostri telespettatori. Hai detto bene, qui si tratta di un bilancio che è stato diffuso dalla Polizia Locale di Venezia e che parla di 130 borseggiatrici prese da inizio anno, ma nessuna di queste è in carcere. Ovviamente di borseggi non stiamo facendo altro che parlare, soprattutto ormai non solo negli ultimi mesi ma anche negli ultimi anni. Qui insieme a noi è tornata, l'abbiamo vista con più frequenza negli ultimi giorni, ma gioco forza, visto quello che sta succedendo, Monica Poli dei Veneziani Non Distratti. Lei come commenta? Perché qui abbiamo anche poi dei casi eclatanti come quello di cui abbiamo parlato già più e più volte, che è quello di Shakira. A questo punto qualcosa non funziona, ma non dalla parte delle forze dell'ordine, ecco, che sappiamo che sono sempre in campo. Abbiamo visto anche, oltre ai risultati della polizia locale, anche quelli dei carabinieri di San Zaccaria e della polizia di Stato. Qui qualcosa non funziona. Allora, c'è un decreto borseggiatrici e queste vengono prese e sono sempre libere. Cos'è che non funziona? Ecco, a questo punto noi lo chiediamo sia alle varie procure e sia al ministro Nordio. Che fondamentalmente è un po' quello che dice anche la stessa polizia locale della città, visto che c'è anche una vera e propria squadra anti-borseggio, quindi dicono noi ci siamo, noi le persone le fermiamo, poi però più di un tot non è in nostro potere eseguire. Esatto, perché non sono loro poi che convalidano gli arresti. Questa è la realtà dei fatti. Qui
Qui si sta facendo un danno enorme a tutte le città, sia alle vittime, sia al tessuto economico e soprattutto ormai come siamo definiti anche dalla stampa estera, perché il problema non è solo a Venezia, è che Venezia come città fa clamore, ma il problema in tutte le città, cioè cosa si deve fare, perché qui noi paghiamo le tasse, noi pretendiamo la sicurezza e quello che sta succedendo nelle nostre città è vergognoso. Questa depenalizzazione dei reati che è stata fatta sopra le spalle di noi cittadini che paghiamo delle tasse è una vergogna. È una vergogna perché non avete pensato a noi cittadini. Questa è la realtà e bisogna dirla una volta per tutti. Una legge fatta da giuristi, ok? Letta da tutti, votata da tutti, anche chi non c'era, ok? Qualcuno poi lo ha ammesso che bisognava cambiarla e correre ai ripari e dopo 3 anni siamo ancora qui. Cioè basta. Ecco, avete sentito dunque l'appello di Monica Poli, che ovviamente è molto arrabbiata. Qui da Venezia è tutto, io restituisco la linea allo studio. Grazie a Ilaria Marchiori, a Tommaso Bigot che l'ha assistita per la parte tecnica, grazie all'ospite Monica Poli di Ilaria. Insomma, un tema veramente che un po' lascia anche l'amaro in bocca per come si sta sviluppando. Allora, da Venezia adesso, e dopo aver un po' seguito quello che è accaduto questa mattina lungo l'autostrada 4 a Padova, con quegli incidenti di cui vi abbiamo raccontato, ancora la cronaca perché i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Treviso, della compagnia di Treviso, hanno arrestato un 53enne pregiudicato e residente a Castelfranco Veneto, che è stato sorpreso mentre tentava di truffare un automobilista. L'uomo all'interno di un parcheggio di un centro commerciale aveva notato un 59enne del posto che faceva manovra con la propria auto, si avvicina a bordo della sua auto, ha frenato bruscamente e ha fatto finta di essere stato tamponato. In realtà il danno non c'era, nessun danno, ma ha preteso dalla vittima 60 euro in contanti come risarcimento. I carabinieri sono intervenuti immediatamente, erano già in quella zona e così hanno bloccato il malvivente subito dopo la consegna del denaro. La perquisizione è stata effettuata e l'uomo è stato trovato in possesso di un cacciavite e di un attrezzo per la rimozione dei rivestimenti delle portiere delle auto sequestrati e la refurtiva, cioè i 60 euro, sono stati restituiti ai legittimi proprietari e quindi questa persona è stata anche arrestata. Vi abbiamo raccontato un po' nel dettaglio quello che è accaduto, anche perché insomma così capite come potreste essere voi stessi vittime di truffa se qualcuno si comporta in questo modo. Può essere che il tamponamento avvenga davvero, ma può essere come nel caso di questa sfortunata vittima che però ha ricevuto i soldi in restituzione dai carabinieri, quindi complimenti ai carabinieri, potrebbe anche essere appunto un fatto tutto inventato e quindi una truffa. E a proposito di truffe, ecco un'altra vicenda che ci dà lo spunto per uscire di nuovo dallo studio e andare a paese e quindi proprio questa vicenda, diciamo così, viene commentata anche dal nostro Christian Arboit che con Simone Merlo ci parlano di quello che è accaduto appunto in questo centro commerciale e un commento un po' più approfondito da parte loro. Torniamo a parlare di truffe, questa volta della truffa del falso tamponamento. Questa volta c'è persino un arresto, l'arresto di un 53enne pregiudicato di Castelfranco, arrestato nel pomeriggio di ieri nel parcheggio del centro commerciale La Castellana a Paese. Siamo alle porte di Treviso. Stava inscenando una truffa quando è stato colto in flagrante dai carabinieri. È tardo pomeriggio, una
signora di 59 anni che ha appena fatto la spesa, sta facendo manovra a bordo della sua vettura quando appunto viene avvicinata da quest'uomo che inscena per l'appunto un falso tamponamento. Ma in quel momento, proprio in quel momento, nel momento in cui l'uomo, il truffatore, sta discutendo con la vittima, una 59enne del posto per l'appunto, arrivano i carabinieri. La donna aveva appena consegnato all'uomo, al truffatore, 60 euro. Proprio in quel frangente sono intervenuti i carabinieri che hanno così tratto in arresto l'uomo. Non si tratta di una cosa comune perché solitamente questo genere di truffe non viene mai sventato proprio per le modalità operative che vengono utilizzate. Quindi è un arresto per certi versi che può fare scuola e che ci dice anche che il territorio è monitorato. Proprio nel pomeriggio di ieri erano in corso dei servizi specifici da parte dell'Arma dei Carabinieri contro i reati predatori. Qui con me, lo saluto e lo ringrazio, c'è il generale Claudio D'Angelo, che è spesso nostro ospite, che è rappresentante dell'Associazione Nazionale di Controllo di Vicinato, associazione che non si occupa soltanto di prevenzione dei furti ma anche di prevenzione delle truffe ormai generale, che assumono varie e svariate forme. Ormai un numero infinito di modalità, limitato solo dalla fantasia dei ladri. Il problema grosso delle truffe è che nella quasi totalità dei casi la vittima, un po' per vergogna, un po' perché spesso il danno non è gravissimo, individuale, non denuncia. Quindi è un fenomeno che spesso sfugge all'attenzione generale come rilevazione statistica, non c'è la percezione, ma sono veramente tante. Poi truffe che possono anche sfociare nell'estorsione, nel furto, perché in questo caso se la persona ha anche fatto minacce nei confronti della signora, probabilmente siamo sfociati quasi nell'estorsione. Le truffe si basano sulle nostre paure, sulle nostre debolezze. Il truffatore cerca di capire, cerca al volo di insinuarsi nelle nostre paure, di forzare il nostro comportamento per ottenere soldi. Il finto tamponamento, lo specchietto retrovisore, il figlio arrestato che quindi ha bisogno di soldi per l'avvocato, tutti i modi, modalità di metterci in agitazione, di farci abbassare le difese e di quindi convincerci a dargli del denaro per risolvere un problema che in realtà non esiste, ovviamente. Quindi reati che si insinuano, potremmo dire generale, tra le emozioni dei singoli soggetti. Tra l'altro, a dimostrazione di quello che ci diceva il generale, ieri questo soggetto, questo 53enne pregiudicato di Castelfranco, a seguito di perquisizione è stato trovato in possesso di un cacciavite sospetto e di un attrezzo professionale per la rimozione dei rivestimenti delle portiere dalle auto. Quindi un kit che racconta appunto molto di questo soggetto, perché, mi perdoni l'espressione generale, un reato tira sempre l'altro, no? La truffa, il furto, ormai il confine è sempre più labile. Ma infatti, ma è per questo che è importantissimo denunciare sempre, perché altrimenti questi fenomeni escono dai radar delle forze dell'ordine e delle istituzioni e rischiano di non ricevere la necessaria attenzione. Il cittadino, quando subisce questi reati, deve fare denuncia. Non gli riporterà lui i soldi, ma almeno aiuta a far emergere la realtà della situazione e attira l'attenzione delle istituzioni e delle forze dell'ordine. Un fenomeno quindi quello delle truffe più che ancora quello dei furti, che resta sommerso. Da qui l'esigenza di denunciare e segnalare sempre agli organi competenti. Grazie generale D'Angelo. 12:14, grazie a Christian Arboit, al suo ospite e a Simone Merlo che ci hanno proposto questo approfondimento di quello che è accaduto. Quindi truffa, tentata truffa, per fortuna
quindi non riuscita, falso tamponamento, avete sentito bene, quindi attenzione soprattutto quando siete nei parcheggi affollati, in particolare di centri commerciali o di altri luoghi. Adesso usciamo subito nuovamente dal nostro studio di Focus TG per parlare ancora di cronaca. Andiamo a Breda di Piave, dove c'è Edi Kaliman con Nicoletta Rizzetto per una vicenda legata a una rapina che finisce con il rapinatore scoperto, ma non nell'immediato, un po' di tempo dopo, ma funziona lo stesso questa scoperta perché il rapinatore finisce in manette. Edi, a te. Federico, buongiorno a tutti i telespettatori di Rete Veneta. Ci troviamo a Saletto di Breda di Piave con Nicoletta Rizzetto e nella piazza dove è stato arrestato il 43enne che è l'aggressore e rapinatore di un signore di 59 anni che ieri sera intorno alle 20:15, 20:20 si trovava in un parcheggio lungo il Piave poco distante da questa piazza. Ha attraversato la strada via Argine Piave, le persone che sono di queste zone la conoscono molto bene, sono delle vie che danno accesso al Piave, tante persone utilizzano quello spiazzo per parcheggiare le loro macchine e andare a prendere il sole sulle rive del Piave, soprattutto in questi giorni che le temperature lo consentono. Fatto sta che questo signore di 59 anni, originario di San Stino di Livenza, stava entrando nella sua macchina quando questo 43enne, un signore robusto, non troppo alto, pantaloni arancioni, maglietta bianca, gli si è avvicinato intimandolo di consegnare a lui dei soldi. Ricordiamo che alle 20:20 in questo periodo c'è anche già buio e la zona non è così illuminata. Ci sono delle immagini che forse la regia sta riuscendo a mettere in onda per farvi capire un po' la zona dove questa rapina è avvenuta. Alle resistenze del signore che non voleva consegnare il denaro, il 43enne arrestato ha messo le mani al collo al signore, gli ha rubato il portafoglio ed è scappato. Un fatto che è stato subito denunciato ai carabinieri mentre il signore derubato percorreva con la macchina la strada che porta direttamente al bar qui in centro a Saletto di Breda di Piave e ha trovato, una volta fermatosi, il signore che l'aveva derubato e rapinato proprio dentro il bar, che tranquillamente stava bevendo un caffè e mangiando dei piccoli snack. C'è raggiunto sul posto anche il sindaco Cristiano Mosole, sindaco di Breda di Piave, che ringrazio. Sindaco, ieri è venuto questo arresto in flagranza, il rapinatore si trova attualmente nel carcere di Sant'Abona in attesa della convalida dell'autorità giudiziaria. C'è da dire che voi come amministrazione attenzionate molto la zona dove è avvenuto questo fatto, tant'è che avete anche installato delle telecamere. Sì, buongiorno a te intanto e buongiorno a tutti quanti. Sì, allora, intanto chiaramente mi spiace per quello che è accaduto, per il signore coinvolto, e di contro mi fa piacere che la cosa insomma già perlomeno abbiamo trovato chi hanno trovato chi è. Ringrazio naturalmente le forze dell'ordine che prontamente sono intervenute. Questo a significare che insomma sul territorio ci sono e fanno certamente il loro dovere e il loro meglio, quindi questo per tutti i cittadini che possono avere idee diverse, e mi spiace di questo. Sì, noi cerchiamo di darci una mano, di collaborare nel tenere sotto controllo il territorio. Lì l'anno scorso abbiamo installato una videocamera principalmente perché abbiamo una situazione importante di abbandono rifiuti, ma naturalmente poi torna utile per qualsiasi altra situazione quale questa. Ripeto, fortunatamente la persona è già stata fermata e arrestata e in questo caso le nostre immagini serviranno a supporto. In altre occasioni le nostre immagini sono servite invece a trovare responsabili di atti non simili, per carità, ma insomma atti che non erano corretto avvenissero. Ecco. È una zona che è di proprietà del Genio Civile, è necessaria la collaborazione tra le istituzioni affinché anche le zone meno battute siano comunque sorvegliate. Lei chiede anche più controlli in zona? Sì, allora i controlli si possono fare se sono le risorse umane, e qui sappiamo che siamo tutti in difficoltà. È un'area che va attenzionata, siamo riusciti appunto a mettere questa telecamera, ma non è sufficiente, proprio perché lì ci sono questo tipo di problemi, ma ce ne sono tanti altri, non ultimo quello che è stato dibattuto quest'estate, il problema del Piave. Allora è un'area su cui io sto insistendo perché si metta un presidio fisso, perlomeno nella stragrande parte del tempo. Anche fornirla di illuminazione sarebbe utile per far sì che magari certi malintenzioni insomma possano essere debellate o che non vengano fatte, ecco.
Sindaco, la ringrazio per questo intervento. Nicoletta, se vuoi intanto inquadrare il bar, la signora che era lì, era tra l'altro orario di chiusura, ci ha raccontato che è stata una scena abbastanza surreale, Federico, quella di ieri sera, perché era un signore, quello che si è presentato lì, che non... che ha chiesto appunto del cibo che non avevano mai visto, e quindi ha dato sospetto anche tra i tanti che frequentano normalmente questo esercizio, e che poi sono arrivati i carabinieri, l'hanno prelevato. C'è stata anche una piccola colluttazione tra le forze dell'ordine e l'uomo, che ovviamente, come potrai immaginare, non aveva assolutamente piacere di entrare in macchina con loro. Fatto sta che attualmente si trova al carcere di Santabona. Federico, se non hai domande, con Nicoletta Rizzetto, a te la linea. Grazie Edina, no, sei stata chiarissima, grazie a te, il tuo ospite, a Nicoletta Rizzetto per l'assistenza. Da Breda di Piave ci avete raccontato questa vicenda di cronaca. Ancora cronaca, cambiamo regione, andiamo in Friuli Venezia Giulia, perché una tentata estorsione online da parte di un hacker ai danni di un minorenne è stata sventata grazie a una complessa operazione della polizia locale. Siamo a Trieste. Aveva ricevuto un'email da ignoti che gli comunicavano di aver hackerato la sua casella e che avrebbero inviato alla polizia locale un messaggio minatorio a suo nome se non avesse pagato subito una considerevole somma. Per questa tentata estorsione online, la madre di un ragazzo minorenne si era rivolta lo scorso anno alla polizia locale presentando denuncia. Gli hacker infatti avevano messo in atto quanto promesso, inviando alla casella istituzionale della polizia locale un'email che annunciava la presenza di 2 bombe in città e la richiesta di 100.000 euro per non farle esplodere. Verificata subito l'inconsistenza della minaccia, gli investigatori avviavano l'indagine per rintracciare i possibili responsabili sotto il coordinamento della procura, partendo dall'analisi dell'email sulla casella del giovane, tracciandone il percorso attraverso un reticolo di server volti a nascondere l'identità del mittente. Tra questi, uno era geolocalizzato in Medio Oriente. Gli operatori riuscivano a identificare il presunto responsabile, denunciandolo poi per tentata estorsione, procurato allarme, sostituzione di persone e calunnia. Ulteriori elementi a carico dell'uomo sono stati raccolti dagli investigatori in una fase successiva, in cui hanno analizzato nel dettaglio i suoi profili social. Un'operazione questa che dimostra la necessità di rivolgersi subito alle forze dell'ordine anche in questi casi. Indagine complessa durata quasi 2 anni, ha sottolineato l'assessore comunale alla sicurezza Caterina De Gavardo, che dimostra le capacità del nucleo di polizia giudiziaria di addentrarsi anche in vere e proprie ragnatele digitali predisposte dai criminali. Parliamo ora ancora di Filippo Turetta, che sta scontando l'ergastolo per l'omicidio di Giulia Cecchettin. È stato aggredito in carcere, questo è emerso, è avvenuto ad agosto da un altro detenuto, aggressione colpito cioè con un pugno, e Gino Cecchettin, che era in questi giorni a Pordenone, ha condannato l'episodio di violenza da parte dell'assassino di sua figlia. Allora sentiamo le sue parole. Filippo sono riuscito in qualche modo a distoglierlo dal mio campo visivo, gestendo le emozioni negative che ovviamente lui mi ha procurato. Non penso che la violenza sia la risposta a questo, ecco, ed è il messaggio che vorremmo dare noi, quindi non mi fa sentire felice il fatto che lui sia stato aggredito. Perché ancora una volta vuol dire che dobbiamo lavorare anche se in un contesto come il carcere posso capire che momenti di violenza possono succedere, però ecco, sono da condannare anche questi atti e noi ci muoviamo proprio nel senso opposto, quindi anzi dovremmo far capire alle persone che insomma quei sentimenti che portano a questo sono sbagliati da condannare. Per Gino Cecchettin l'aggressione in carcere a Filippo Turetta, l'assassino di sua figlia, dimostra ancora una volta come sia ancora lunga la strada verso la non violenza anche in contesti più difficili come le carceri. Il papà di Giulia condanna quanto accaduto lo scorso agosto nel carcere di Montorio, dove un detenuto ha preso a pugni il 22enne di Torreglia, condannato in primo grado all'ergastolo per l'omicidio della studentessa di Vigonovo.
Un 55enne in carcere per omicidio e tentato omicidio ha sferrato un pugno in faccia a Filippo Turetta mentre stavano entrambi percorrendo un corridoio della quarta sezione del carcere veronese. Subito dopo il gesto, l'aggressore è stato trasferito in una cella di isolamento per 15 giorni. Avrebbe colpito Turetta senza alcun motivo, anche se sembra che nei giorni precedenti l'aggressione avesse espresso disappunto per la presenza del 22enne nella sua stessa sezione. Il garante dei detenuti di Verona, Carlo Vinco, subito dopo la violenza ha incontrato Turetta per sincerarsi delle sue condizioni. Il giovane non ha riportato ferite gravi. Il garante ha anche parlato con l'aggressore che si sarebbe scusato per il gesto. Purtroppo episodi di violenza tra detenuti avvengono di frequente, ha spiegato il garante, e anche il SAPE, sindacato di polizia penitenziaria, parla di ordine del giorno in carceri sovraffollate come quello di Montorio. Sono fatti ormai che possiamo definirli, catalogarli a ordinaria amministrazione, dovuta a un sovraffollamento dove qualsiasi situazione un po' fuori dalle righe diventa motivo di aggressione, risse. Filippo Turetta, condannato in primo grado all'ergastolo per aver ucciso Giulia Cecchettin infierendo con 75 coltellate e gettando il corpo della giovane in un dirupo vicino al lago di Barcis a Pordenone, da qualche tempo è stato trasferito nella quarta sezione del carcere di Montorio, quelle dove ci sono i reclusi comuni. Prima era nella terza, dove invece ci sono i detenuti sorvegliati, ma sarebbe stato spostato proprio perché sovraffollata, e per questo motivo anche i suoi avvocati avevano scritto alla direzione del carcere. Era stato annunciato ed è arrivato dalla questura di Vicenza il DASPO per il giovanissimo, che è diventato un po' il terrore del centro storico di Bassano del Grappa. Divieto di accesso ai pubblici esercizi e nelle immediate vicinanze di bar e locali del centro storico di Bassano, inteso come spazio compreso fra le mura cittadine. Scatta il DASPO per il 17enne che si è reso protagonista di una sfilza di episodi di violenza e disturbo nel salotto buono cittadino. Lo ha firmato il questore di Vicenza, Francesco Zerilli, dopo aver ottenuto dalle forze dell'ordine e dall'amministrazione cittadina tutte le informazioni sul caso del giovanissimo, che da mesi ormai è responsabile di una lunga serie di risse, aggressioni, rapine, minacce e intemperanze varie nel centro bassanese. Il giovane dovrà inoltre presentarsi in commissariato 2 volte al giorno. La misura, secondo l'autorità giudiziaria minorile, è proporzionata allo status del ragazzo che è disoccupato e del quale si cerca di costruire un percorso di reinserimento sociale. Il provvedimento è già stato reso esecutivo dai carabinieri della compagnia di Bassano, gli stessi che lo avevano identificato dopo l'accoltellamento di un giovanissimo avvenuto nelle vicinanze del Ponte Vecchio il 3 settembre scorso. In quell'occasione il minorenne aveva aggredito per futili motivi un senegalese con un coltello, procurandogli lesioni giudicate guaribili in 2 settimane dall'ospedale. Il DASPO era stato annunciato dal sindaco Nicola Finco, che così oggi accoglie l'azione della questura berica. Diciamo una risposta importantissima che è arrivata anche in maniera velocissima, da parte sia del questore che del prefetto, che li ringrazio perché hanno subito recepito le istanze e le necessità che gli ho sottoposto la scorsa settimana, e nel giro di pochi giorni hanno già predisposto questo DASPO, che è stato anche rafforzato dall'obbligo di firma per ben 2 volte al giorno da parte del tra virgolette capobranco. Quindi penso un segnale importante non solamente per il singolo individuo ma anche per tutto il resto del gruppetto, quindi insomma un'ottima collaborazione tra le forze dell'ordine e istituzioni locali che vediamo hanno già prodotto i primi effetti. Sindaco, questo naturalmente non risolve del tutto una situazione, ma è un fortissimo deterrente. Ma è un fortissimo deterrente, ma anche un messaggio chiaro per chi avesse delle intenzioni simili a questi ragazzotti, quindi la città è sicura, è monitorata e sicuramente in futuro, se ci saranno altri casi simili, agiremo di conseguenza. La cronaca con attimi di terrore che ci sono stati questa mattina a Treppo Grande, siamo in Friuli Venezia Giulia, in provincia di Udine, con uno scuolabus con a bordo 26 bambini e 3 adulti, si è ribaltato dopo lo scontro con un'auto con 5 feriti, per fortuna poco gravi, 2 alunni, una bambina che ha riportato un trauma toracico e un compagno con un braccio rotto, e frattura per una delle accompagnatrici. In ospedale sono finiti anche entrambi gli autisti. L'incidente è avvenuto intorno alle 8 tra Buie e Treppo Grande. Sul posto l'eli soccorso, le ambulanze, i vigili del fuoco e la protezione civile. Fortunatamente è stato fondamentale l'intervento della seconda accompagnatrice, che ha aiutato i piccoli che sono rimasti coinvolti in questo incidente a uscire dal mezzo.
Argomento simile, o meglio, insomma, coinvolto anche in questo caso un pulmino, non con studenti a bordo ma con disabili. È arrivato un sasso contro il pulmino dei bimbi disabili, il vetro è andato in frantumi, la paura, la denuncia nei confronti dei possibili vandali, e gli stessi bambini che erano a bordo hanno riferito di un uomo in bicicletta, attivata la catena di solidarietà per riparare il danno. Tutto questo arriva dalla Marca trevigiana. Dentro nel furgone c'erano 6 bambini e hanno preso tanto spavento. Poi guardando abbiamo visto che c'era l'impronta di un qualcosa che aveva colpito il vetro. Guardando per terra abbiamo trovato un sasso grosso che presumiamo potesse essere il sasso che è andato contro il vetro. È un terribile sospetto quello di Mara Girardi, presidente di Fattibilimo, associazione che si occupa di inclusione bimbi fragili, ma anche autista del pulmino, che martedì poco prima delle 12:30 si trovava in via Favretti davanti le scuole verdi a Mogliano Veneto per effettuare uno dei tanti servizi. Pochi attimi e il vetro va in frantumi, i piccoli passeggeri, alcuni con disabilità, ne escono fortunatamente indenni ma terrorizzati. Quel sasso non sembra finito lì per caso, anche perché il mezzo era fermo in sosta. I bambini mi hanno detto che c'era una persona, poi per individuare l'età abbiamo detto più nonno o più papà, una via di mezzo, che è passato in bicicletta e in quel momento lì hanno sentito il botto, quindi presumiamo potesse essere stata quella persona, perché poi intorno non c'era nessun altro. Nelle scorse ore in caserma a Mogliano è stata formalizzata una denuncia contro ignoti, mentre nel frattempo si passano al setaccio le immagini della videosorveglianza. Alcuni privati già si stanno muovendo dopo aver sentito la storia. Via social dall'associazione è partita anche una richiesta di aiuto per riparare il danno, immediata la risposta e la catena di solidarietà. L'associazione, nata 5 anni fa, ha la sua sede principale a Borgobianchi ed è un punto di riferimento per decine di famiglie. Resta una domanda inquietante dopo la grande paura: perché arrivare a tanto? Girardi, rivolgendosi al possibile autore, fa un distinguo che prende le mosse dalla sua storia e dalla sua sensibilità. Se ci sono dei problemi siamo qui pronti per dare una mano alle famiglie. Se la persona ha dei problemi, se non avesse problemi, sa che ci sono delle conseguenze a un fatto del genere, quindi noi siamo sempre disponibili a dare aiuto, sempre. 12:31 minuti, Focus TG di questo venerdì 19 settembre. Abbiamo parlato di cronaca, adesso apriamo una pagina non strettamente di cronaca, ma prima, anzi scusate, sì, ancora cronaca, perché andiamo in montagna con un'altra tragedia che è avvenuta dopo quella che ha strappato alla vita il noto alpinista Franco Gaspari, perché è toccato poche ore dopo a un escursionista tedesco che appunto ha perso la vita. L'uomo è precipitato dal sentiero del Troi delle Calade nel gruppo del Bosco Nero in Val di Zoldo a dare l'allarme. Uno dei compagni che si trovavano con lui, l'elicottero del 118 si è portato in quota, è riuscito a individuare il corpo dell'alpinista caduto per un'ottantina di metri in un canale e rotolato poi per altri 20 finendo addosso ad un albero. La salma è stata imbarellata e trasportata in una piazzola prima di essere consegnata al carro funebre. A Pontesei anche i carabinieri, perché ovviamente c'era da effettuare i rilievi di rito in questo caso. Dicevo che chiudiamo per un attimo la pagina della cronaca, lo facciamo adesso andando a San Donà di Piave, dove è stata inaugurata alla casa di cura Rizzola la nuova risonanza magnetica 3 Tesla, quindi molto avanzata. È la prima in tutto il Veneto orientale. Precisione e velocità nella diagnosi a servizio anche della sanità pubblica, dunque.
Una risonanza magnetica che rispetto a quelle consuete duplica la potenza e dunque la capacità di avere immagini e diagnosi accurate. Alla casa di cura Rizzola di San Donà di Piave l'inaugurazione del nuovo macchinario destinato a potenziare l'eccellenza clinica e la vicinanza al territorio non solo del Veneto orientale ma di tutta la regione. È una risonanza che utilizza un campo magnetico più potente e ci permette quindi di acquisire delle immagini di qualità superiore con tempi di acquisizione ridotte e quindi di accelerare i percorsi diagnostici. È un passo che consente al paziente di avere più possibilità diagnostiche e nello stesso tempo di averle in tempi più rapidi. Un nuovo macchinario, il primo in tutto il Veneto orientale di questo tipo e che coprirà un ruolo fondamentale per una diagnostica avanzata, di precisione e sempre più all'avanguardia. È un ruolo importantissimo in vista dell'evoluzione della sanità che si sta verificando in questi anni. La sanità di oggi, che è molto concentrata sull'acuzie, non è più la sanità ideale che ci servirà nel futuro, in futuro in cui la società sarà caratterizzata da una grande quantità di persone in condizioni di cronicità. Quindi scegliere bene la diagnostica avanzata e gestirla anche dal punto di vista dell'innovazione, anche con strumenti di intelligenza artificiale, è una cosa cruciale per l'evoluzione della sanità nel futuro. È la tecnologia più alta che abbiamo in questo momento nel territorio, quindi è un'opportunità per tutto il territorio, non solo per la Rizzola, che è una struttura privata accreditata che collabora con l'azienda in maniera attiva. Sarà utile infatti anche per migliorare le prestazioni, abbattere i tempi e liste d'attesa, andando a rafforzare il connubio pubblico-privato. Quando la sanità pubblica non è più in grado di sostenere determinate richieste, ci siano poi nel privato chi ha il coraggio di affrontare determinate spese e poter dare comunque un servizio importante ai cittadini. Siamo molto orgogliosi di questo investimento. Il mondo della sanità è in continua evoluzione, è un mondo anche un po' in difficoltà, che ci sia il privato che investe chiaramente ci dà un aiuto, ci dà un sostegno per affrontare queste sfide del futuro. Sfide della sanità dunque, di cui vi raccontiamo nei nostri notiziari, e vi raccontiamo anche, tornando a Bassano del Grappa, del fatto che il sindaco Nicola Finco è stato sentito in procura a Vicenza per il crollo alla scuola Pascoli. Il sindaco di Bassano, Nicola Finco, si è presentato in procura a Vicenza nella tarda mattinata per rispondere alla convocazione relativa alla sua iscrizione nel registro degli indagati per il crollo alla Pascoli. Il 31 gennaio un pezzo di intonaco si era infatti staccato da un solaio e la caduta dei frammenti aveva interessato uno scolaro. Da qui è iniziato un doppio percorso che, se da una parte ha portato alla chiusura della scuola e alla decisione del comune di venderla, dall'altro ha visto l'intervento della magistratura con l'apertura di un fascicolo, la raccolta di documenti in municipio da parte delle forze dell'ordine e infine l'iscrizione nel registro degli indagati di Finco e dell'ex sindaca Elena Pavan. Il primo cittadino, assistito dall'avvocato Giuseppe Padovan, ha chiarito la propria posizione con una memoria scritta. Nel documento si ribadisce la priorità data alla sicurezza di studenti e cittadini e si evidenzia come l'amministrazione, in seguito al crollo di gennaio, abbia disposto immediatamente verifiche tecniche nell'edificio, arrivando appunto alla chiusura e alla scelta di una sede alternativa. Le lezioni si sono svolte negli spazi del Tribunale fino all'ultima campanella e sono riprese poi agli Scalabrini pochi giorni fa. La Procura ha raccolto una documentazione amministrativa sulla vicenda, quindi è plausibile pensare che l'inchiesta avrà anche altri capitoli. Torniamo a Padova per parlare della zona rossa. Come sapete è stata riattivata in stazione, controlli quindi rafforzati da parte delle forze dell'ordine. Allora vediamo le immagini dei primi interventi dei carabinieri e sentiamo anche le parole dell'assessore alla sicurezza del Comune di Padova, Diego Bonavina. Torna la zona rossa in stazione a Padova, tornano i controlli da parte delle forze dell'ordine. Nel primo giorno eccoli all'opera i carabinieri che insieme alle altre forze dell'ordine hanno intensificato i pattugliamenti. Questo gruppo di ragazzi è tra i primi fermati per i controlli nell'area dello scalo ferroviario. Rispetto alla prima volta i controlli saranno intensificati anche nell'area retrostante alla stazione, quella che insiste su via Avanzo. Il sindaco Sergio Giordani ai nostri microfoni
minimizzava sull'estensione dell'area. L'assessore alla sicurezza, Diego Bonavina, sottolinea come certi provvedimenti non debbano essere politicizzati. I controlli in città servono, sono necessari e anzi noi come amministrazione comunale auspichiamo la sicurezza per i nostri cittadini e auspichiamo che i nostri cittadini possano vivere tranquilli in qualsiasi zona della nostra città. Parlare di zona rossa vuol dire parlare di politica, di sicurezza e a me non piace. A me non piace perché la sicurezza è propria dei cittadini, di tutti i cittadini e quindi quando si parla di qualcosa di politico vuol dire che stiamo sbagliando approccio. L'assessore Bonavina sottolinea che la stazione è l'unica area della città in cui i controlli possono funzionare. Se, e l'avevamo capito con le parole del ministro Piantedosi di qualche giorno fa, a Padova, come è successo, deve proseguire questa sperimentazione, credo che la zona e l'unica zona dove si possa fare questa sperimentazione sia la zona della stazione, perché la stazione è tipicamente il posto in cui in tutte le città d'Italia si creano più difficoltà. I giuristi democratici intanto annunciano un ricorso al TAR dopo aver verificato se il dispositivo confermato dalla prefettura ne abbia le caratteristiche forti anche della sentenza del TAR della Campania. La cosa fondamentale è effettivamente l'urgenza. Cioè è tutto lì in cui si gioca la questione. Credo che se la cosa è ripetuta forse viene a mancare l'urgenza, ma questo lo dico da spettatore esterno. Pagina di politica adesso che apriamo a Focus TG, in particolare ovviamente la notizia più importante è quella della data delle elezioni regionali che è stata fissata. Il presidente Zaia ha firmato il decreto e quindi cittadini alle urne domenica 23 e lunedì 24 novembre. Vi annuncio ufficialmente che le nuove elezioni si terranno nella giornata di domenica 23 novembre dalle 7 del mattino alle ore 23 e lunedì 24 novembre dalle 7 del mattino alle ore 15. Un segreto di Pulcinella svelato nei giorni scorsi dal presidente della Campania. Si vota il 23 e 24 novembre. Alla fine anche Zaia, dopo l'anticipazione di De Luca, si è visto costretto a firmare il decreto. Il Veneto andrà alle urne nell'ultima data utile per una legislatura stiracchiata a uso e consumo di trattative politiche. 23-24 novembre è ormai una data scontata, girava da tempo e anche burocraticamente sarebbe stata una delle poche date disponibili. Ad oggi abbiamo una data, dobbiamo avere un candidato, una coalizione l'abbiamo, forte, coesa, che darà seguito allo straordinario lavoro del centrodestra. Oggi dobbiamo scegliere un candidato, farlo nel più breve tempo possibile, quello che rappresenterà il centrodestra per i prossimi 5-10 anni. Per presentare le candidature e quindi le liste, le giornate sono quelle del 24 e 25 ottobre. Ora si aprono nuovi orizzonti sugli equilibri dell'attuale maggioranza con le forze del centrodestra che ancora non hanno deciso chi sarà il candidato presidente del Veneto. È una buona data perché non ci sono ferie, feste, ponti, ci sono le scuole aperte, quindi ci sarà sicuramente un'alta affluenza da parte degli elettori e delle elettrici del nostro Veneto. Il centro-sinistra adesso dirà meglio tardi che mai, voi non avete il candidato governatore. Il centrodestra individuerà nei prossimi giorni i nostri leader, Giorgia Meloni, Antonio Tajani, Matteo Salvini, il miglior candidato o la miglior candidata per guidare la coalizione con il miglior programma e continueremo a guidare uniti la nostra regione. Il centro-sinistra intanto da oltre 2 mesi ha creato un'ampia coalizione a sostegno di Giovanni Manildo, candidato presidente, e sollecita la scelta dell'avversario. Facciano un ultimo sforzo, pungola il segretario del PD Veneto, Andrea Martella. Finalmente è stata fissata la data delle elezioni, peccato che si sia perso tutto questo tempo ingenerando un clima di incertezza tra i cittadini e le imprese. Ma secondo il Dem ci vorrà ancora un po' per sapere chi sarà il candidato del centrodestra. Faccio una previsione, io penso che lo decideranno dopo il voto delle Marche, che sarà il 28 o il 29 settembre, a dimostrazione che non è vero niente che i veneti sono primi, ma a dimostrazione del fatto che questo centrodestra cerca di organizzarsi per dare qualcosa a questo e a quello, verificando i risultati delle elezioni. È davvero stucchevole dal punto di vista di forze politiche che hanno parlato dell'autonomia per anni al primo posto, pensare
che non solo non decidono in Veneto, ma aspettano l'esito di un'altra regione prima di assumersi delle responsabilità e fare una scelta. Ecco, io per tutto questo penso che ci sia davvero bisogno di cambiare. E sempre sulle elezioni si apre una nuova era, questo lo dice il candidato presidente del centro-sinistra Giovanni Manildo, capitolo chiuso e ora andiamo avanti, lancia una stoccata al centro-destra e dice adesso sarei contento di conoscere il nome del mio sfidante, e della coalizione del centro-sinistra non farà parte però il partito della Rifondazione Comunista, perché è diventato ufficiale l'addio. Una bella notizia per tutti, per il Veneto, per chi corre, per i candidati, per i cittadini. Si apre una nuova era, sono cambiate molte fragilità, molte domande a cui bisogna dare risposte, quindi si apre una nuova strada di cambiamento di cui noi vogliamo essere protagonisti. Capitolo chiuso, si volta pagina, è questa la sintesi del Manildo pensiero nel giorno in cui si fissa la data del voto, ma ancora nulla si muove, almeno ufficialmente nel centrodestra, cercasi uno sfidante disperatamente. Sarei molto contento di conoscere chi sarà il candidato del centrodestra, perché insieme con il confronto dialettico, col confronto sulle idee si possono dare delle risposte a un Veneto che negli ultimi 10 anni è cambiato molto. In casa centrosinistra si registra l'addio in politica mai per sempre del partito della Rifondazione Comunista, che in una nota prende atto delle scelte del candidato presidente. Il centrosinistra, si legge, accentua il suo profilo moderato e imbarcazione che non fa mistero della sua disponibilità a stare anche nel campo del centrodestra e di avere come principale avversario politico il Movimento 5 Stelle e ancora. Manildo, non Manildo, noi ci assumiamo, ognuno si assume le sue responsabilità, noi ci assumiamo le nostre. Rifondazione tira dritto, forte della sua storia e dei suoi temi, fa sapere sempre benvenuto. Non è che siamo nati ieri, no? Questo lungo rimpallo ovviamente ci aveva già messo, diciamo, in allerta, per cui noi abbiamo già cominciato a lavorare al nostro progetto, insomma, di costruzione di una lista. L'avvocato trevigiano da parte sua non si scompone e conferma contatti frequenti proprio con Calenda. Io sono il garante di una coalizione, per me è importante essere il garante di una coalizione coesa nelle promesse ma soprattutto nei fatti concreti. Incontrerà Calenda? Senz'altro, l'ho sentito in questi ultimi giorni, c'è convergenza su molte idee, molte proposte concrete, abbiamo parlato di industria, abbiamo parlato di industria 4.0, transizione 5.0, iperammortamento, efficientamento alle aziende, ritengo che possa essere un valore aggiunto. Questo è un po' i commenti politici dopo la decisione di una data appunto certa per le elezioni. Andiamo in Friuli Venezia Giulia, dove parliamo del governatore Massimiliano Fedriga e della sua presenza a Pordenone Legge. Che è stato ammazzato perché esprimeva delle idee. E purtroppo questo è il sintomo. Della decadenza di civiltà a cui stiamo incontro, nemmeno di fronte alla morte c'è il rispetto della persona ammazzata, e questo mi preoccupa. Fischi e borbotti di una minoranza del pubblico, subito dopo coperti dagli applausi a scena aperta per il presidente della regione Massimiliano Fedriga, che scuote la platea di Pordenone Legge. È accaduto ieri sera, quando Fedriga nel Tempio della Cultura ha scelto di non pronunciare, per di più a braccio, il solito discorso di circostanza, ma lanciare un messaggio che è un appello alle coscienze sulla libertà. Chi la pensa in modo opposto a me, io farò di tutto perché quell'idea le possa esprimere, e ovviamente mai gli deve essere tolto un capello, perché nel dibattito e nel confronto sta proprio la costruzione della libertà e della libera idea. Lo shock per la morte di Charlie Kirk e la fragilità della libertà di espressione. Chi accenna a una contestazione si aspettava forse nuove parole sulla tragedia del Medio Oriente. Perché guardate, una volta può capitare a chi la pensa in modo opposto, poi può capitare a chi la pensa allo stesso modo. E allora la libertà è scomparsa definitivamente. E allora il diritto di parola è scomparso definitivamente. Allora riaccettiamo o riniziamo a riaccettare il confronto franco, anche duro,
ma nel rispetto dell'individuo. Perché libertà è lo stimolo di Federica e difendere la possibilità di esprimersi anche per chi la pensa diversamente da noi. Anche a chi vorrà esprimere idee come alcuni, fortunatamente una minoranza lassù, io vi difenderò. Quando esprimerete le vostre idee vi difenderò finché possiate esprimerle. Quando esprimerete le vostre idee vi ascolterò e se non condivido dirò che non le condivido e cercherò di spiegare le mie motivazioni, ma vi difenderò, perché questa è la differenza tra chi parla di libertà e chi promuove la libertà. A me piace per promuovere. Grazie. (12:48) usciamo di nuovo dallo studio per andare a Mogliano, Mogliano Veneto, dove per noi c'è Lucio Zanato che ci parla di un progetto legato ai rifiuti speciali che è stato bloccato, e a quanto pare i cittadini, che vedo numerosi intorno a Lucio, sono anche contenti di questa decisione. Però insomma io l'ho raccontata in maniera molto superficiale. A te, Lucio. Buongiorno Federico, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Sì, non l'hai raccontata in maniera superficiale, però lasciami dire, io e te siamo abbastanza, come dire, veterani di questo mestiere. 40 anni fa, quando io ho cominciato con le cave dalle parti di Resipio X che venivano riempite con i rifiuti della Montedison e lì non c'era nessuno che, come dire, si opponeva, perché nessuno pensava, nessuno credeva. E questa invece è la dimostrazione di come i cittadini siano molto più consapevoli del proprio territorio e soprattutto del proprio futuro. Questo è il cappello per una vicenda che faccio presentare a Simone, che è il presidente di questo, presidente o comunque portavoce di questo comitato. Qui siamo a confine tra Mogliano e Preganziol, per la precisione siamo nel comune di Mogliano, e qui la cittadinanza attiva ha scoperto, leggendo dai giornali, quindi le fonti siamo noi, che stava succedendo qualcosa che non andava bene. Che cosa? Sì, un paio d'anni fa sulle pagine dei quotidiani locali abbiamo appreso di questo progetto di ampliamento da Preganziol verso Mogliano Veneto per un impianto di deposito e trasformazione di rifiuti speciali. Quindi in quel momento ci siamo attivati, questo è suonato come un campanello d'allarme, e abbiamo iniziato a unirci tra cittadini. Ecco che da lì, da un progetto di ampliamento, abbiamo scoperto che anche l'insediamento già presente nel territorio di Mogliano Veneto non era consono, non era adeguato, perché qui siamo in una zona agricola, siamo dall'altra parte della strada, ci sono le coltivazioni biologiche e tutto intorno ci sono le case, e c'è un corridoio ecologico perché è una rotta di uccelli migratori nella stagione adeguata, e quindi stava per avvenire un ampliamento con il deposito e la trasformazione dei rifiuti speciali che derivano dalle dismissioni dei binari, quindi tutte le traversine, i binari, il ciottolato che fa da letto ai binari. Ecco che tutto quel materiale lì, che già su Preganziol per una piccola parte è già consentito, ma è trattato ed è già adeguato il trattamento ed è autorizzato. Qui invece su Mogliano si andava a chiedere un'autorizzazione per più rifiuti speciali e per più tipi di lavorazione, nonché anche dei rifiuti pericolosi, tra le quali appunto il deposito e delle traversine in legno ricoperte di creosotto che sarebbero state depositate qui e che poi non si sa che strada avrebbero preso. Creosotto che voi dite è cancerogeno, cioè è comunque nocivo. Sì, esatto, la preoccupazione chiaramente era per le traversine di legno, per il creosotto, perché già abbiamo documentato che venivano depositati in questo terreno, quindi c'è già stato del percolato, e quindi quella era la prima preoccupazione, assieme poi all'eventuale tritovagliatura a cielo aperto di artefatti in cemento, in calcestruzzo, e che avrebbero potuto anche contenere una piccola parte di amianto. E poi appunto si parlava anche di trattamento parziale dell'amianto. Ma poi cosa è successo?
ha preso la posizione il Comune di Mogliano, mi sì. pare. Il Comune di Mogliano in prima battuta era favorevole al progetto. Dopo le denunce di alcuni consiglieri civici di minoranza, la posizione al termine di un dibattimento di 5 ore è stata mutata e il Comune di Mogliano adesso ci appoggia nel denunciare quello che è avvenuto per decenni e nel cercare di fermare questo progetto di ampliamento. Comune che ha fatto anche un'ordinanza, mi pare di aver capito. Sì. Il Comune aveva emanato un'ordinanza, l'azienda ha impugnato l'ordinanza davanti al TAR e il TAR questa settimana si è pronunciato, ha emanato la sua sentenza dicendo che accoglieva soltanto in minima parte, ma il ricorso era infondato per la maggior parte e quindi l'insediamento qui risulta abusivo e non autorizzato. Però non è finita qui, perché voi venerdì prossimo vi trovate in provincia. Non noi, ma in provincia di Treviso si troveranno il proponente, quindi l'azienda che tratta i rifiuti, i 2 comuni, Mogliano e Preganziol, l'ARPAV, la CAV, perché qui passa il passante, e altri enti. Quindi diciamo che la battaglia non è ancora, cioè la guerra non è ancora finita, la battaglia però è vinta, almeno per quanto riguarda il ricorso al TAR. Esatto, siamo soddisfatti del TAR che ci abbia dato ragione in questa battaglia che portiamo avanti come cittadini da 2 anni e adesso aspettiamo a vedere come sarà. Di sicuro la provincia non potrà tralasciare la pronuncia del TAR. E se dovesse essere invece che la provincia sta dalla parte dell'azienda? C'è la sentenza del TAR e insomma non vi fermate? Non ci fermiamo comunque. Ecco, la coscienza dei cittadini portata all'ambiente mi sembra che sia la vera notizia anche in questo caso. Un cambiamento proprio epocale nel metodo di pensiero e nella presenza senza paura per dire che certe cose forse vanno fatte da altre parti. E da Mogliano è tutto, a te la linea. Grazie Lucio, grazie da Mogliano Veneto, il tuo collegamento per raccontarci di questa storia e di questa sensibilità certamente dei cittadini. Tra poco andremo a Vicenza per raccontarvi la storia di un parco dove c'è un collegamento anche con le basi americane, ma lo facciamo subito dopo una breve pausa. 12:58, bentornati a Focus TG, ancora una mezz'ora da trascorrere insieme. Dicevo che usciamo di nuovo dallo studio, che saremmo usciti dallo studio perché prossimo all'apertura Parco della Pace alle battute finali per poi essere restituito alla città. Siamo a Vicenza, nato come compensazione alla costruzione della seconda base americana, dal DIN a Vicenza, il polmone verde di 65 ettari, ex aeroporto Dal Molin, è pronto per ospitare eventi, attività, sport. Per noi sul posto ci sono Luisa Bertini e Simone Squarcina con l'assessore allo sport Leone Zilio che ci mostrano in anteprima questo parco tanto atteso dai cittadini. Siamo all'interno di Parco della Pace, il polmone verde della città da 65 ettari che coniuga un po' di tutto, dallo sport alle attività ricreative alla natura. Ce ne parla l'assessore Leone Zilio che oggi ci ha permesso di fare il primo sopralluogo. Sì, oggi un sopralluogo con la stampa, con i media, per vedere come il parco si prepara a essere inaugurato, perché sabato prossimo, sabato 27 settembre alle ore 12 ci sarà l'apertura ufficiale del Parco della Pace. Oggi è stato un antipasto ovviamente dedicato a voi, ma avete visto quanti lavori in corso ci sono, perché il parco apre nella sua interezza. Ci saranno 5 aperture ufficiali, 3 pedonali e ciclabili e 1 carraia, ci sono i parcheggi che sono pronti, c'è tutto lo sfalcio del verde in corso, abbiamo avuto un diserbo, tanto lavoro da parte di MCPS che sta mettendo in sicurezza di fatto tante aree del parco, tanto lavoro anche di AIM Valore Ambiente, perché abbiamo visto il posizionamento delle 5 aree ecologiche negli ingressi, il diserbo dei tratti stradali e quindi veramente tanto lavoro. Avremo anche l'inaugurazione del multisport, cioè della tensostruttura sportiva,
e abbiamo recepito, lunedì faremo una conferenza stampa ad hoc, le tantissime richieste pervenute dalle varie associazioni e abbiamo oltre 100 eventi che presenteremo per l'inaugurazione del parco più grande della città. Ecco, Tenso struttura che potrà ospitare diverse attività sportive, poi ci sono le aree barbecue, poi ci sono le aree verdi, le aree dedicate anche agli spettacoli, insomma facciamo un po' una panoramica in breve. Ma è un parco di 65 ettari, non c'è la presunzione di arrivare con tutto definito, perché poi dovranno essere i cittadini, le associazioni a dirci cosa vogliono fare all'interno di questo parco, chi lo vuole vivere. Ovviamente delle aree già con una destinazione chiara ci sono, come dicevi giustamente c'è la tensostruttura, all'interno una piastra 20x40, quindi finalmente pallamano e calcetto hanno un campo di sfogo regolamentare, omologato. Abbiamo l'area barbecue, 2 hai visto, con tanti tavoli, tante sedie, quindi una novità anche per la città perché si può stare all'aria aperta e in compagnia. In realtà poi il parco è un parco gigantesco, è un parco per attività ludico-ricreative, quindi poi sarà un'area destinazione naturale per venire a fare un giretto in bici, per fare una passeggiata, per venire a correre, per stare all'aria aperta in generale. Poi un po' alla volta vediamo che il parco apre comunque con l'Hangarpalooza, con un festival che ormai è diventato riconosciuto alla terza edizione in città, che è un evento diurno ma anche serale con tanta musica e intrattenimento che può ospitare veramente decine di migliaia di persone, e quindi insomma siamo pronti, il parco è pronto, vi aspettiamo numerosi perché sarà una gran festa per la città. Ultima cosa, la sicurezza, abbiamo visto anche tante telecamere posizionate. Sì, sono oltre 25 le telecamere presenti all'interno del Parco della Pace che si collegano a un'area, una control room che è all'interno dell'aerostazione, perché ovviamente un parco di queste dimensioni va anche sorvegliato e quindi c'è stata attenzione già nel progetto originario a questo tema. Ecco, io ringrazio l'assessore per essere stato con noi. Grazie a Luisa Bertini e Simone Squarcina per questo parco nuovo che ci è stato ben illustrato dall'assessore. Adesso però parliamo di sicurezza. A Cassola, quindi siamo nel Bassanese, le minoranze chiedono la convocazione del Consiglio Comunale per la discussione di una mozione proprio sul tema della criminalità, dello spaccio e dei vandalismi. L'allarme nel territorio è crescente. I recenti fatti che hanno interessato Bassano si sommano ai tanti episodi di vandalismi, criminalità e spaccio di droga che i cittadini continuano a denunciare, condividendo i loro sfoghi e le loro preoccupazioni sui social. A Cassola, dopo gli episodi di vandalismi che hanno interessato in distinte occasioni i parchi pubblici, il capitello votivo della Madonna in pieno centro, ma anche la stazione ferroviaria e poi le auto in sosta nella frazione di San Giuseppe, il gruppo di minoranza Fratelli d'Italia e Forza Italia, Impegno in Comune, ha presentato la mozione Cassola Sicura. I cittadini che si rivolgono a noi sono di cittadini preoccupati, sono di cittadini che si trovano inermi davanti a delle situazioni e si sentono soli, che non sanno come gestire e hanno anche timore, e quindi è per questo che noi siamo intervenuti, abbiamo chiesto appunto questo intervento decisivo proponendo delle attività, proponendo delle azioni concrete. La mozione torna a puntare i riflettori sul tema della sicurezza urbana e del contrasto agli atti vandalici, proponendo anche una serie di misure concrete. Noi chiediamo con la nostra mozione l'adozione di azioni non solo tecniche, come ad esempio l'aumento della videosorveglianza, l'aumento di interventi nel territorio, l'istituzione di un fondo comunale che sostenga i cittadini vittime di questi atti di vandalismo, ma anche degli interventi per prevenirli e quindi di creazione di progetti di coesione sociale. Siamo infatti consapevoli che il problema della sicurezza degli atti vandalici non è un problema che riguarda solo Cassola, ma è un problema che riguarda tutto il comprensorio bassanese, e quindi, visto l'importanza del problema, siamo consapevoli del fatto che questo va affrontato tutti insieme. Chiediamo infatti e auspichiamo che la nostra mozione venga infatti approvata all'unanimità in sede di prossimo Consiglio Comunale. E ora parliamo di materiale rubato dalle fabbriche e poi abbandonato in quella che a più riprese è diventata una discarica a cielo aperto. Succede a Cessalto, una situazione monitorata da tempo dall'amministrazione e che ha costretto lo stesso sindaco a rimboccarsi le maniche per pulire.
Non percepivano lo stipendio da ottobre dell'anno scorso, pur essendo chiamati di giorno in giorno a lavorare presso diversi committenti nella città dei cantieri o in qualche altra località della regione. Tanto che 12 operai originari del Bangladesh, impiegati dalla ditta Metwork a Monfalcone, con contratti a tempo determinato, tra dicembre e gennaio hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa. Lo riporta Il Piccolo. Appoggiati dal sindacato autonomo SLAI Prol Cobas, i lavoratori si sono affidati all'avvocato Emanuele Zanarello, che ha presentato i ricorsi davanti al giudice del lavoro di Gorizia, il quale ha condannato l'azienda a pagare loro tutte le retribuzioni non versate, oltre alla 13ª e al TFR. La cifra è notevole, si parla di circa 120.000 euro, circa 10.000 a persona, più le spese legali. Ma i lavoratori non hanno mai ricevuto i loro compensi perché nel frattempo la ditta è sparita e i responsabili sono stati dichiarati contumaci. Dopo la decisione del Tribunale, l'avvocato Zanarello ha intrapreso una serie di azioni di pignoramento nei confronti della società, senza però alcun esito. Lo stesso legale segnala il comportamento della ditta come un malcostume purtroppo sempre più diffuso. Ecco, naturalmente questo era il servizio che parlava di operai senza stipendio da 3 mesi, adesso invece andiamo a Cessalto per questa discarica a cielo aperto di cui se ne è occupato in prima persona, aiutando a pulire anche lo stesso sindaco. Un fenomeno seguito, un fenomeno che in passato e sta continuando purtroppo, quello del furto o la sottrazione appunto di questi elettrodomestici. Lavatrici, pneumatici, materiale elettronico, materassi, sedie da ufficio, ante di armadi, scrivanie e resti di materiale industriale, per non parlare del degrado che tutto ciò porta nel territorio circostante. È uno scenario questo che il comune di Cessalto si trova saltuariamente a dover affrontare, l'abbandono di rifiuti pesanti che spesso sono quello che resta di materiale rubato. Un ecovandalo va a trafugare del materiale da aziende che magari si occupano di riciclaggio dei elettrodomestici normali che abbiamo nelle abitazioni, oppure vanno proprio all'interno della discarica comunale e li sottraggono. Questo poi per recuperare alcuni parti come motori o metalli che hanno valore, il resto invece viene abbandonato nei campi, viene abbandonato nei piazzali, che si creano praticamente delle discariche. Le aree più interessate sono via Manzoni e via Vittoria, in cui è stato più volte necessario l'intervento delle forze dell'ordine, di volontari e anche dello stesso sindaco, giunta e consiglieri che sono andati personalmente a pulire per rimuovere rifiuti e bonificare l'area. Siamo intervenuti in maniera importante, andando a eliminare tutti i rifiuti, spesso in collaborazione tra l'amministrazione e i volontari, e abbiamo avviato tutti questi materiali a riciclo, abbiamo ristabilito un ordine e un'igiene. Ora parliamo di alta velocità, proseguono i lavori legati alla TAV e all'attraversamento della città di Vicenza, sono vicini alla conclusione i lavori della demolizione del condominio di Viale San Lazzaro, ma questo crea problemi di traffico. Viale San Lazzaro, ormai entra nelle fasi finali la demolizione del primo condominio di Vicenza abbattuto nel segno della TAV. Qui, in corrispondenza del Civico 21, la speciale pinza meccanica della Ruspa, appositamente predisposta, sta terminando di sgretolare lo stabile che è quasi del tutto sbriciolato. Come si può vedere, la pinza sta demolendo la facciata residua del condominio e pian piano si allontana dalla strada e torna verso la ferrovia. Le protezioni utilizzate da Iricav contro la polvere e i detriti sono di 2 tipi. Uno è un telo che è stato innalzato fino a tutta l'altezza dell'edificio per evitare che i detriti più grossi possano cadere al di fuori dell'area di cantiere. L'altra protezione è data dai cannoni sparaacqua che nebulizzano l'acqua che cattura poi la polvere e la fa cadere a terra. I detriti che vengono raccolti a terra vengono separati per tipologia e trasportati fino a Ponte Alto, dove c'è la grande centro di cantiere del secondo lotto funzionale, attraverso la pista di cantiere che è stata realizzata lungo la linea ferroviaria senza dover coinvolgere la viabilità cittadina, quindi non creando disagi al traffico veicolare della città.
Le demolizioni dell'alta velocità ricadono anche su Viale San Lazzaro. Da domani verranno tolte le restrizioni alla carreggiata che tornerà alla normalità. In questa settimana le modifiche hanno garantito la circolazione e il passaggio dei pedoni, inevitabili però i problemi di traffico nelle ore di punta. Attualmente IRICAV sta completando la demolizione del condominio Viale San Lazzaro 21 e domani mattina sarà riaperta la corsia di Viale San Lazzaro che è stata chiusa per permettere la demolizione dell'edificio. La prossima palazzina che potrebbe essere abbattuta è quella che in Viale San Lazzaro va dal civico 11 al 19, ma le valutazioni sono ancora in corso. Attualmente IRICAV sta verificando quale sarà il prossimo condominio da abbattere, se sarà quello di Viale San Lazzaro 11, quello che è stato anche oggetto delle occupazioni abusive, oppure se si sposteranno a lavorare in via Boccherini, via Benedetto Marcello, dove ci sono 4 condomini da abbattere. Questo è molto legato ai tempi necessari per ridislocare un'antenna della telefonia mobile che è posta sul tetto del condominio di Viale San Lazzaro 11. 13 e 11 di mercoledì 19 settembre, Focus TG con voi fino alle 13:30. Prima dell'ultima parte di questa trasmissione, una breve pausa. Ora andiamo a Padova, dove c'è stato un episodio di violenza allo Sherwood Festival. Scattano daspo e fogli di via, perquisiti anche 3 giovani. Lo hanno aggredito e poi lasciato a terra privo di sensi. Ora per i responsabili scattano le conseguenze. Sono infatti iniziate questa mattina le perquisizioni della Digos nell'abitazione di 3 giovani legati al circuito antagonista locale che nella notte del 13 luglio hanno preso a botte un giovane allo Sherwood di Padova. La vittima, dopo una discussione all'interno del festival, è stata accompagnata all'esterno da 4 individui con pettorine gialle che di fatto agivano come addetti alla sicurezza. Una volta fuori, uno di loro gli avrebbe sferrato un pugno al volto, facendolo svenire e cadere a terra. Nessuno degli aggressori si è fermato a soccorrerlo. Il personale medico intervenuto ha riscontrato un trauma cranico, fratture al volto e contusioni gravi. Oltre 40 i giorni di prognosi e ricovero immediato. Le indagini delle forze dell'ordine hanno ricostruito la dinamica grazie a testimonianze e video, permettendo di individuare 3 dei 4 presunti responsabili, già noti per la loro vicinanza a circuiti antagonisti e per la partecipazione a manifestazioni. Il questore Marco Dorisio ha firmato le misure di prevenzione personali. Per uno dei 3 è scattato il daspo Willy di 3 anni dall'area dello Sherwood e un avviso orale. Per gli altri un foglio di via obbligatorio e un daspo Willy esteso a tutti i locali della provincia, con proposta di obbligo di firma per chi ha precedenti per reati violenti. Ancora cronaca, ma andiamo a Schio. Fissa un incontro sul web, ma viene aggredito e rapinato. I carabinieri di Schio denunciano così 2 persone e recuperano la refurtiva. Schio, mancano pochi minuti alle 2 di notte quando nel parcheggio vicino al piazzale di Visione Acqui si consuma una rapina. La vittima è un 40enne, viene lanciato l'allarme e sul posto si precipitano i carabinieri. Dai primi accertamenti, a quanto pare la vittima precedentemente, attraverso una piattaforma di messaggistica online, avrebbe concordato un incontro con un giovane di Schio. Giunto sul posto, sarebbe stato raggiunto dal ragazzo e subito dopo da un altro giovane in parte travisato con un cappuccio che lo avrebbe aggredito improvvisamente portandogli via il cellulare e il portafogli. Poi i 2 si sarebbero dileguati a piedi per il centro storico. Sul posto sono state fatte convergere varie pattuglie per le ricerche. Dopo circa un'ora i carabinieri di Arsiero localizzano i 2 sospettati che senza documenti forniscono ai militari false identità. Le perquisizioni consentono però di ritrovare subito la refurtiva, il portafogli e il telefono cellulare abbandonato in via Romana Rompato. La vittima è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale di Sant'Orso, dove ha avuto una prognosi di 5 giorni. I 2 giovani sono stati denunciati in stato di libertà con l'accusa di rapina aggravata, lesioni personali e falsa attestazione sull'identità personale. Dibattito aperto sulla questione dei cellulari in classe e allo stop, soprattutto alle superiori. Per molti studenti ci sono problemi più importanti a cui pensare.
A Padova è partito senza troppi intoppi il divieto di usare il cellulare in classe negli istituti superiori. La misura, introdotta dal ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara, è entrata in vigore dal 1° settembre con l'obiettivo di disintossicare gli studenti dagli strumenti tecnologici che possono essere una minaccia per la socializzazione e l'apprendimento. Un divieto già presente da tempo anche nelle scuole elementari e medie. Stiamo dicendo, guardate, cari famiglie e scuola, coeduchiamo, cioè educhiamo insieme all'utilizzo dello strumento. Faccio un esempio banale, la regola del 20-20-20 che abbiamo portato. Cioè, cara mamma, cara papà, se tu hai un bambino, un ragazzo che ha 8 anni, 9 anni, si spera di no, però passi 8 minuti al giorno, 20 minuti al giorno sullo smartphone, ogni 20 minuti passa altrettanti 20 minuti per parlare con il tuo figlio o figlia e altrettanti 20 minuti invece per fare un'esperienza fuori di casa. E questa è una cosa molto bella perché obbliga le famiglie, un po' come sorta di patto, a stare con i figli, ma anche a stare senza smartphone. La misura ha creato non poco dibattito tra gli studenti. È già partita infatti una raccolta firme su change.org per chiedere l'abrogazione della normativa, petizione che ha raggiunto quasi 8.000 firme. Diciamo che i problemi che stanno alla base di difficoltà nell'apprendimento sono ben altri e la scuola in questo momento non si sta adattando a queste esigenze. Abbiamo scuole sovraffollate, strutture fatiscenti, mancanza di personale, personale docente che vive in situazioni molto precarie, insomma gli studenti e le studentesse dicono di non stare bene, di non vivere bene a scuola, di certo vietare i cellulari non risolve nessuno di questi problemi. Per crescere cittadini digitali responsabili, proibire quindi non basta, è fondamentale insegnare a usare la tecnologia con consapevolezza, intelligenza e rispetto. I ragazzi che sono adolescenti adesso sono nati in un periodo in cui la tecnologia fa parte della normale interazione. In qualche modo forse è cambiata la modalità, ma dobbiamo semplicemente spiegare i limiti dell'interazione e il modo corretto per interagire, insomma. Però ecco, ora c'è questa nuova regola, ma è semplicemente un limite che tutti quanti dobbiamo accettare come ne accetteremo altri. Credo che anche in questo può essere utile il ruolo dei genitori. Andiamo a Bressanvido, dove torna dal 26 settembre al 6 ottobre la festa della transumanza, una festa che è diventata anche patrimonio dell'umanità. Buongiorno da Bressanvido, località che si sta preparando alla festa della transumanza, patrimonio immateriale dell'umanità UNESCO. Sono con il sindaco di Bressanvido Luca Franzè e con Cornelio Ponsu, presidente della Proloco. Allora, sindaco, un intero territorio che si ritrova, che si muove, insomma, che festeggia una tradizione importantissima. Sì, quella della transumanza per noi è una manifestazione particolarmente importante, è una caratterizzazione del nostro territorio, le cui origini sono di forte radice agricola e dell'allevamento. Con questa manifestazione si crea un ponte tra la montagna e la pianura con un percorso di oltre 80 km che dalla Malga Quintolotto di Marcesina la famiglia Pagiusco porta qui dove siamo ora, nella stalla, nell'azienda agricola di Bressanvido, una mandria che percorre quindi questa strada in totale sicurezza e con il presidio del benessere del bestiame, raggiungendo quindi il paese che si veste a festa e che insieme alla Proloco, le associazioni e i volontari del paese garantiscono questa grande manifestazione che ormai da 27 anni è diventata presidio del nostro territorio. La transumanza di Bressanvido, che dal 2019 è diventata patrimonio immateriale dell'UNESCO, che è stata determinata a Bogotà. Quindi significa per noi grande valore non solo culturale, non solo economico, non solo sociale, ma anche di grande valorizzazione del nostro territorio. Cornelio Ponsu, presidente della Proloco, insomma, quando si sostengono le tradizioni, i nostri vecchi dicevano piuttosto di perdere una tradizione, com'era il proverbio? È meglio bruciare un paese in alcune versioni, quindi le tradizioni vanno difese. Sì, no, vanno difese, eccetera, e lo facciamo con molto, cioè con molto gusto, con molto piacere, perché effettivamente diciamo che per noi, in sostanza abbiamo solo, facciamo l'aspetto ludico, la transumanza è una cosa, è la mandria che arriva, noi facciamo l'accoglienza e festeggiamo i transumanti e quelli che arrivano con la mandria, insomma, ecco, e poi festa per tutti quanti quelli che vogliono arrivare. Difatti abbiamo delle strutture, eccetera, su cui si possono, diciamo, gustare qualcosa che, ecco, per dire,
cibi, piatti anche tipici, in particolare quest'anno le latterie vicentine propongono dei formaggi, dei piatti di formaggi di loro produzione eccetera, vogliono lanciare anche questo aspetto. Ecco, questo è un po' il senso della festa che organizziamo, insomma. Una festa che durerà fino al 6 di ottobre, sindaco, quindi la transumanza al centro, ma anche tante altre iniziative. Assolutamente sì, quello della transumanza è una cordata, è un palinsesto di eventi molto articolato, a partire certamente dall'intervento ludico o comunque popolare che mette in campo la Proloco, ma su iniziativa del Comune di Bressanvido giunge all'11ª edizione il Festival dell'Agricoltura, il palinsesto scientifico e culturale che si affianca alla componente ludica e popolare appunto. Poi all'interno di questo palinsesto troviamo anche la giornata specifica delle nostre latterie vicentine che la domenica successiva creerà una giornata dedicata a ciò che fa latterie rispetto alla raccolta e alla trasformazione dei prodotti, del latte in particolare, che viene raccolto appunto nelle stalle del nostro paese, nei paesi limitrofi, ma in realtà anche fino alla montagna, creando un prodotto che ci caratterizza anche noi come territorio. Ora parliamo di alpini perché con l'alzabandiera si è aperta ufficialmente a Tezze sul Brenta la dunata della sezione Montegrappa. Domenica mattina ci sarà la sfilata conclusiva con gli alpini del gruppo di Tezze che festeggiano i 90 anni dalla fondazione. È vestita a festa Tezze sul Brenta che fino a domenica 21 settembre ospiterà l'annuale dunata della sezione Montegrappa nel 90° anniversario dalla fondazione del gruppo alpini Tezze sul Brenta. Il via le celebrazioni con l'alzabandiera in piazza Vittoria. La sezione Montegrappa è stata fondata il 10 febbraio 1920, subito a seguire alla prima quella di Torino, e poi in questi 100 anni si è sviluppata, si è ingrandita, si è stabilizzata, è cresciuta molto ed è una delle sezioni più in vista, senza presunzione alcuna, nel panorama nazionale. Consta di 65 gruppi, siamo titolari del Montegrappa, alpinamente parlando del Montegrappa, coordiniamo insieme con altre sezioni quello che è l'affiancamento al personale militare nei fine settimana al sacrario militare. Orgogliosi del passato, impegnati nel presente, pronti a guardare il futuro, a ospitarli grata la comunità di Tezze sul Brenta. È per noi, per tutta la comunità civile, un momento per dire grazie anche a questi volontari che sono sempre disponibili ad ogni richiesta che noi facciamo come volontari nelle varie manifestazioni che vengono organizzate nel nostro comune. Quindi grazie agli alpini, viva gli alpini! Tantissimi gli eventi della dunata, durante la quale resterà aperta anche la mostra tra penne e pennelli. Giulio Bedeschi e Giovanni Magrin, amici alpini artisti. Momento clou della sezionale, lo sfilamento di domenica mattina. Dovranno essere 3 giorni importanti, 3 giorni significativi per ribadire ancora una volta l'alpinità che ha questo territorio, rappresentato da una sezione straordinaria. Non mi resta altro che dire veramente viva Tezze sul Brenta, viva gli alpini di Tezze, viva la sezione Montegrappa e viva l'Italia. E ora andiamo nel bellunese perché a Feltre il motto può essere quanti più voti, quasi più voti di quanti non siano i suoi abitanti, e questo è accaduto a Feltre, dicevo, e questi voti sono serviti a trasformare il castello nel secondo sito più votato in Veneto tra i luoghi del cuore. Abbiamo a lungo parlato, quando era possibile votare, di come il Castello di Feltre fosse, tra i luoghi del cuore del FAI, il secondo più votato in Veneto. Ora una targa ne ricorda la partecipazione. Giornata importantissima oggi per Feltre, vediamo appunto questa targa che indica il fatto che il nostro castello è entrato a livello nazionale tra i luoghi del cuore del FAI. Abbiamo avuto l'onore della presenza del Presidente nazionale. Ecco, questo ci fa ben sperare anche in quelle che sono le nostre progettazioni relativamente a questo sito, che è un sito identitario della città. La targa sancisce questo traguardo feltrino che con i suoi 22.300 voti ha fatto conquistare al castello la 13ª posizione a livello nazionale tra i luoghi del cuore.
Il Comune di Feltre ora presenterà un progetto al FAI su un bando che verrà valutato dal Nazionale. L'obiettivo è ottenere un finanziamento per continuarne la riqualificazione. Un grande traguardo per quello che è il luogo del cuore di tutti i feltrini, un luogo identitario, e che noi come gruppo FAI di Feltre, tutto il nostro gruppo, qui con me Stefano lo può confermare, che ha veramente sposato questa causa come una delle cose più importanti che ci eravamo prefissi di fare come gruppo FAI. Complimenti dunque al Castello di Feltre, siamo arrivati alla fine di questa puntata di Focus TG. Prima di salutarci vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle 21, oltre ovviamente a tutti gli altri appuntamenti di Rete Veneta nel corso della giornata. Alle 21:15 dicevo Focus, che questa sera avrà in studio Paolo Dalmastro, Mario Fabris, Flavia Petrin, Giorgio Tronca, Alberto Villanova e Andrea Zanoni. Grazie da parte mia, grazie da Francesca Pezzo e da Andrea Basso in regia per questa puntata di Focus TG e per averci seguito. Vi lascio agli altri appuntamenti di Rete Veneta e vi auguro una buona giornata, un buon pomeriggio.